Prosegue la visita pastorale del Vescovo. A Borzone Monsignor Tanasini ha proposto una lettura del Vangelo di Luca sulla trasfigurazione di Gesù e ha offerto alcune parole su cui riflettere in Quaresima: preghiera, contemplazione, incontro. A Celesia sono stati benedetti i lavori di restauro della chiesa parrocchiale. Gli abitanti del paese hanno incontrato il Vescovo nel cammino della visita pastorale. Incontro affollato a Carasco tra Monsignor Tanasini e i consigli per gli affari economici del vicariato di Sturla e Graveglia. Il ruolo dei fabbricieri importante, aiuto per il parroco e le comunità. 12 nuovi ministri della Comunione saranno istituiti domenica dal Vescovo nella giornata diocesana per i ministeri laicali e le cantorie. Con loro anche una cinquantina di nuovi lettori. I cantori rinnoveranno il loro impegno. La centralità del sacramento del matrimonio, il dialogo tra coniugi sul Vangelo, la condivisione con la comunità. Alcuni spunti di riflessione proposti dal Vescovo nella giornata diocesana delle famiglie. Nella prima domenica di Quaresima la messa è in diretta su Telepace dalla parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure. Avviato il percorso per i bambini sul tema Risvegliamo i nostri sensi. Pellegrinaggio in diocesi delle stampelle del Beato Luigi Novarese, accolte al Benedetto Acquarone di Chiavari, rappresentano un oggetto di venerazione per malati e infermi. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari e che anche questa settimana dedica ampio spazio alla visita pastorale che il Vescovo sta conducendo nel territorio delle parrocchie di Sturla e di Graveglia. In particolare iniziamo portandovi con le nostre immagini a Borzone, nell'abbazia di Sant'Andrea, dove Monsignor Alberto Tanasini ha presieduto una lezione dedicata al Vangelo di Luca. L'episodio evangelico che è stato al centro della riflessione è stato quello della trasfigurazione di Gesù. Nella sua riflessione il Vescovo ha offerto quale spunto per il cammino quaresimale 3 parole ai fedeli, in particolare preghiera, contemplazione e incontro. Vediamo. Preghiera, contemplazione e incontro, 3 parole per altrettante indicazioni di vita, un cammino in 3 tappe che il Vescovo ha offerto per vivere al meglio la Quaresima di quest'anno. Gesù, ricorda Monsignor Tanasini, si ritira a pregare sul monte. La preghiera è comunione con Dio, un gesto fondamentale da vivere in queste settimane in modo rinnovato e approfondito. La scrittura dice poi che il volto di Cristo divenne altro. Per il Vescovo è l'invito a contemplare il volto di Gesù che è diverso da tutti gli altri, risplende di gloria, di una luce che avvolge gli uomini e che arriva dal battesimo e dall'azione dello Spirito Santo. Quanto per noi è importante fare rifulgere questa gloria nella quotidianità della nostra vita. Quanto noi siamo consapevoli quotidianamente di questa condizione unica. Poi il richiamo alla decisione. Gesù sceglie di andare a Gerusalemme, che pure sarà il luogo della sua passione. Per Monsignor Tanasini è un richiamo a decidere della propria vita, ad avere ideali e a perseguirli e a tagliare i fili con tutto ciò che è compromesso. Tante volte vediamo che il nostro tempo è un tempo della precarietà, dell'indecisione. Oggi c'è la paura del per sempre, c'è la paura di un impegno stabile. Pensiamo spesso di rimanere in bilico e che questo sia la nostra libertà. Invece pensiamoci, nella nostra vita il compimento sta in una decisione. Decidere finalmente della nostra vita. Dunque l'incontro. Nel Vangelo di Luca i discepoli aprono gli occhi e vedono il mistero di Dio. Abbiamo il desiderio dell'incontro eterno con il Padre, ha chiesto il Vescovo. Oggi è rara la meditazione e la riflessione su ciò che è eterno. Oggi è raro pensare alla fine e pensare alla fine come un incontro, come una beatitudine. Perché questa è la proposta che ci viene fatta. Questa è la promessa che abbiamo ricevuto. Ora andiamo in una piccola comunità, la parrocchia di Celesia, che si trova nel cuore della Val Cicana, pochi abitanti di sicuro, ma un grande affetto per la propria comunità e per il proprio edificio sacro, tanto che questa piccola comunità è riuscita ad effettuare alcuni importanti lavori di restauro dell'edificio sacro, che sono stati inaugurati in occasione della visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini, che ha celebrato l'Eucarestia proprio a Celesia. È stato un momento di festa per
questa piccola comunità inserita da qualche tempo nel cammino d'ambito con le altre parrocchie di San Colombano Certenoli e di Carasco. Vediamo. Le campane che suonano a festa nel paese di Celesia, 100 anime nel cuore della Val Cicana, fra i crinali di Mezzanego e della Val Fontanabuona, sono il segno della speranza per questo paese che da un anno circa condivide la vita pastorale con le altre due comunità di Cichiere e Baranzuolo e con le parrocchie di Carasco e San Colombano. Sono tutte piccole comunità, non più giovani, però che desiderano vivere il Vangelo davvero. Ecco, io personalmente sono contento di stare con queste persone perché sento questo desiderio e lo vedo concreto nei momenti in cui si ascolta il Vangelo insieme e anche vedendo come sono le persone rispetto alle altre persone che si accompagnano, sanno guardarsi e aiutarsi a vicenda, ecco. Un desiderio, quello delle 3 piccole parrocchie di questa zona, che ha colto con chiarezza anche il vescovo, presente a Celesia in occasione della visita pastorale. Da tempo avete fatto la scelta, avete accettato la proposta di condividere i momenti di fede. Dunque avete il cuore aperto, dunque avete la carità dei figli di Dio. E io vi ringrazio di questo, sono qui a ringraziarvi di questo, di questa disponibilità, non soltanto dal punto di vista pratico, ma perché in questo c'è la volontà di vivere la fede. Al termine della messa, Monsignor Tanasini ha trascorso un tempo di incontro fraterno con gli abitanti della zona. E adesso molto piccola, saremo 100 abitanti, non di più. Perché sono tanta gente che ormai non partecipano più, gente nuova che cambiano. Però comunque siete molto legati alla vostra chiesa e la curate. Non saranno tutti, ma io per me ci tengo molto, infatti finché posso, guardi, ho 83 anni a momenti e continuo finché posso. Quali sono gli appuntamenti più importanti della vostra comunità durante l'anno? E comunità, la festa più grossa, sempre più importante, è la Madonna del Carmine, che è la seconda domenica di luglio, e poi c'è San Bernardo, che è il patrono, che una volta c'era tantissima gente, ma adesso se non ne viene da fuori siamo pochissimi. Ecco, oggi come accogliete il vescovo? Non so, molto, è 2 giorni che lavoriamo per prepararci un po' a accoglierlo, perché c'erano i ponteggi, c'erano i volatori, allora abbiamo avuto un po' da fare. I numeri certo sono piccoli, ma la tenacia c'è, come dimostra il fatto che in questa occasione sono stati benedetti i lavori di restauro della chiesa parrocchiale. In questo momento sono stati conclusi i lavori del tetto, della parte presbiterale, in questo modo praticamente è stato rifatto tutto il tetto e inizierà anche una parte anche di ristrutturazione e risistemazione della parte interna. È stato piuttosto affollato l'incontro di tutti i consigli degli affari economici delle parrocchie del vicariato di Sturla e di Graveglia, che si è tenuto nella chiesa parrocchiale di San Marziano a Carasco, un'occasione per raccontare l'impegno di tanti laici a sostegno delle proprie comunità. Tra i vari impegni che si possono assumere in parrocchia, quello del Consiglio per gli Affari Economici rappresenta un ruolo strategico sia per il reperimento delle risorse e la loro destinazione, sia nella collaborazione ad attuare le linee pastorali, tenendo vive anche le comunità più piccole della diocesi. A Carasco si sono riuniti i fabbricieri di tutto il vicariato di Sturla e Graveglia per un momento di confronto con il vescovo. Io faccio parte della fabbriceria perché sono nata nella mia parrocchia, cerco di far crescere la parrocchia anche tra i giovani, i ragazzi, ad esempio le mie figlie, io ho 3 figlie abbastanza grandi ormai e cerco di coinvolgerle in questa attività per mantenere vivo anche i valori che ci hanno lasciato i nostri padri, per aiutare Don Federico nella sua attività e per far vedere che comunque anche se siamo piccoli noi ci siamo sempre.
Ecco, tanto più in una realtà come può essere una parrocchia piccola è importante l'attività di mantenimento della chiesa, di preparazione delle feste per far sentire questo spirito di unità, di presenza della comunità parrocchiale. Certo, cerchiamo di tenerla attiva anche perché purtroppo le spese sono tante, bisogna cercare qualche modo per cimorare due soldini. Abbiamo fatto dei bellissimi lavori, abbiamo fatto il piazzale della chiesa, stiamo ristrutturando l'altare di San Biagio che è il patrono della nostra parrocchia, cerchiamo comunque di mantenere viva questa realtà. Le comunità dell'entroterra sono chiamate a fronteggiare da un lato il progressivo spopolamento del territorio, dall'altro la necessità di prendersi cura dei beni loro affidati. Accanto alla fabbriceria in alcune comunità sono nati dei comitati festeggiamenti con i quali si è instaurata una collaborazione. La sofferenza c'è perché le parrocchie sono sempre più ridotte, ecco, le persone anziane non ci sono più e giovani ce ne sono pochi e tante volte anche assenti alle attività della parrocchia. Per quanto riguarda la fabbriceria, siamo un po' sterili nell'attività di fabbriceria, in quanto abbiamo anche un comitato per le feste col quale lavoriamo parecchio, non che supplisce totalmente perché il ruolo della fabbriceria è uno, quello del comitato è un altro, però il comitato, siccome tanta gente lavora, tante cose le facciamo, quindi questo comitato ha una buona attività che invece come fabbriceria trascuriamo un po' di più, adempiamo agli obblighi che ci sono nei confronti della curia, diciamo, questo d'accordo, ma un poco oltre, ecco, in questo senso. Quindi nella necessità si può dire che è nata una collaborazione con questo comitato per portare avanti tutte quelle attività che sono le feste, la processione, quelle attività di vita della singola parrocchia, quindi diciamo guardiamo a questo punto di speranza per crescere, per andare avanti. Sì, ecco, questo è verissimo, diciamo, c'è una collaborazione, c'è un'intesa perfetta in queste cose, sì, perché per le feste realizziamo un buon incasso che poi va alla parrocchia, diciamo, ma tanti lavori li facciamo come comitato più che farli come parrocchia, secondo le necessità che ci sono, le vediamo e appunto anche perché il comitato presta opera manuale anche tante volte, quindi a costo di un pranzo, ecco, del pranzo in quel giorno che si lavora o in quei giorni che si lavora, ecco, è bellissimo questo, voglio dire, ecco. L'incontro con il Vescovo è stato motivo per rinvigorire il cammino e la missione da svolgere. Il Vescovo tanto sappiamo che ha sempre una parola di indirizzo e di guida indispensabile. E sempre nel contesto della visita pastorale, Monsignor Alberto Tanasini ha incontrato a Borgonovo il Consiglio d'Ambito. Il Consiglio raggruppa le comunità parrocchiali di Mezzanego e Borzonasca, ciascuna delle quali è rappresentata da 1 o 2 laici, che già da 2 anni stanno compiendo un cammino di condivisione nato dal lavoro dei tavoli. Erano presenti i parroci delle varie comunità, Don Mauro Gandolfo, Don Daniele Beronio, Don Onesfor e Don Bonaventura Nduimana e il diacono Enrico. Il Vescovo ha insistito sul servizio alla comunione che questo organismo promuove e vuole sviluppare. In particolare, Monsignor Tanasini si è soffermato sull'importanza delle comunità eucaristiche e sulla necessità di declinare in qualche iniziativa questo spirito di comunione condividendo l'Eucarestia. Nel dibattito seguito alla proposta del Vescovo sono emerse le esigenze di formazione liturgica da promuovere nell'ambito, in particolare per i lettori, per i ministri dell'Eucarestia, per i cantori e per gli animatori liturgici. È stata inoltre rilevata la necessità di una pastorale giovanile capace di coinvolgere maggiormente i ragazzi nelle attività parrocchiali. Ed ora occupiamoci proprio di formazione liturgica, perché prosegue il cammino che è stato avviato nella nostra diocesi dall'ufficio appunto per la pastorale liturgica. Il prossimo appuntamento sarà domenica alle 18 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, quando il Vescovo presiederà la Santa Messa per la giornata diocesana dei ministeri e delle cantorie. In particolare ci saranno 12 laici che saranno istituiti, nuovi ministri della comunione e diversi lettori che saranno ammessi a questo servizio. I cantori e le persone che si occupano della custodia degli edifici sacri rinnoveranno le loro promesse. Vediamo.
La giornata diocesana dei ministeri e delle cantorie come vi trova quest'anno? A che punto del cammino che state compiendo? Beh, intanto diciamo che per la diocesi è sempre un appuntamento importante perché riassume, come dicevi nella domanda, il cammino liturgico che la diocesi fa, che è un cammino di partenza inevitabilmente, perché parte dal documento che il Vescovo ha consegnato alla diocesi lo scorso 10 giugno, dove dedica gran parte del documento alla formazione liturgica e alla liturgia come luogo per la crescita della nostra fede, anche come luogo formativo, e per dirla con Papa Francesco come luogo di evangelizzazione per mezzo della bellezza. Quindi la giornata dei ministeri va in questa direzione e insieme valorizza tutte quelle persone che all'interno delle comunità parrocchiali prestano il loro servizio nei modi più diversi. Anche quest'anno sarà consegnato il mandato ai nuovi ministri della Comunione? Sì, ci saranno 12 nuovi ministri della Comunione che si sono formati in queste settimane, che appunto riceveranno il mandato per le mani del Vescovo e saranno inviati nelle loro comunità. Ci saranno poi una 50, 60 circa di lettori, alcuni della zona del vicariato della Val Fontana Buona, altri dell'ambito di Santa Margherita Ligure e Portofino che hanno fatto il corso in loco proprio nei rispettivi luoghi di appartenenza, e poi ci saranno i coristi che rinnovano le loro promesse, e la promessa più grande è quella di animare la celebrazione cantando e pregando, e anche i sacristi che rinnoveranno il loro essere a servizio della Chiesa nella cura del Tempio. Il percorso che avete avviato nei vari vicariati di formazione, che risposta ha avuto da parte delle comunità? C'è interesse, c'è partecipazione? Ma finora ha avuto una buona risposta, certamente bisogna continuare soprattutto a muoversi nei diversi vicariati per favorire la maggior partecipazione di persone, per raggiungere più persone possibile, senza dimenticare che avremo ancora alcuni momenti formativi specifici per i vari ministri e un momento finale qui a Casa Marchesani il 21 maggio alla sera, proprio di conclusione, dove vogliamo tirare le fila un po' del lavoro fatto e dove chiederemo a un relatore di dirci quali sono le piste di lavoro da qui in poi. Dalla pastorale liturgica passiamo alla pastorale familiare, perché si è svolta nella nostra diocesi, come nelle altre diocesi della regione ecclesiastica ligure, la giornata delle famiglie. Un appuntamento che ha visto al centro la catechesi sulle nozze di Cana, che è stata proposta dal Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini. A questo momento è seguito il dialogo di coppia sul Vangelo, una proposta inedita, alta, forte, che è stata accolta con grande partecipazione dalle famiglie presenti. Le coppie hanno accolto la sfida del dialogo a due sui temi del Vangelo e poi hanno condiviso la riflessione con le altre coppie presenti. Vediamo. Ritrovare lo slancio per annunciare la bellezza delle nozze cristiane è l'invito che il Vescovo rivolge alle famiglie nella catechesi dell'incontro diocesano di Rapallo. Una bellezza che viene dal fatto che il matrimonio va oltre la coppia ed è strettamente legata alla vita della Chiesa. Monsignor Tanasini riflette sul Vangelo di Cana. Gesù si coinvolge nella gioia delle nozze e, trasformando l'acqua in vino, dimostra di essere attento alle difficoltà della vita coniugale. Gesù dunque chiede di mettere in conto difficoltà e tensioni. Non c'è famiglia, riprende il Vescovo, che oggi non venga messa alla prova. Ci si trova oggi facilmente davanti al bivio, non c'è più facilità, non c'è più sentimento, allora ce ne andiamo, ognuno la sua strada. Oppure ci siamo impegnati a condividere la vita e nella vita condividiamo anche la prova. E ce la mettiamo tutta per condividere la prova, per affrontarla, per non arrenderci, per prenderci sul serio. E per farlo noi chiediamo l'intervento anche forte di Cristo. Nel raccontare l'esperienza di una famiglia che si è ritrovata pregando davanti al Signore, il Vescovo chiede dunque di essere testimoni della bellezza e della ricchezza del matrimonio cristiano, una consapevolezza che forse negli ultimi tempi è andata perduta. Come oggi le nozze sono banalizzate, come al di fuori della visione cristiana sono maltrattate. Tutto è ridotto tra una relazione tra lui e lei e gioca sulla capacità di vivere questa relazione.
e non ci rendiamo conto che le nozze cristiane sono questo patrimonio enorme di grazia. Cosa l'ha colpita della riflessione del Vescovo? È stata una riflessione molto sentita e collegata alle nozze di Cana. Mi è piaciuto molto perché è una lettura che è molto coerente col discorso della fede degli sposi. Ecco, mi sembrava bello. Nella vita di tutti i giorni il Vescovo è invitato anche a non avere paura delle difficoltà. Voi siete sposati da qualche anno, quindi sicuramente è un'esperienza che c'è l'incoraggiamento del Vescovo è importante. Sì, direi che possiamo ringraziare il nostro Vescovo che tanti anni che segue anche a livello regionale, ha seguito lui le famiglie e mi è sembrato molto bello questo momento. Una modalità forse nuova, quella del dialogo di coppia dopo aver ascoltato il Vangelo. A volte magari nella coppia si parla di figli, dei problemi, della vita quotidiana. Fermarsi a leggere e a meditare insieme il Vangelo non è scontato. No, non è scontato, è una cosa che dovremmo fare più spesso. Ecco. I primi anni del matrimonio, quando eravamo anche molto presenti nei gruppi familiari, nei gruppi di coppie, eravamo forse più invitati e nei primi anni di matrimonio è stata una bella esperienza, una bella occasione, perché sennò rischi veramente di dire soltanto dei tuoi figli e della famiglia in genere, della coppia non ne parli, e questi momenti forse aiutano veramente a tirar fuori quello che durante tutta la giornata, le giornate convulse che hai, non riesci a fare, e mettersi veramente in discussione di fronte alla parola e con l'altro non è semplice, ma è bello, perché scopri dell'altro qualcosa di suo, di intimo, di spirituale, che se no non avresti modo di scoprire. Questo a volte ci manca, ecco, perché ci lasciamo trasportare dalle cose, dai ritmi della vita, e dimentichiamo forse l'essenzialità che siamo noi due, non i figli e gli altri. Ecco, il Vescovo ha anche detto che nei problemi, quando ci sono i problemi, il Signore poi viene sempre incontro, no? E che a volte ha visto nella sua esperienza di pastore proprio le difficoltà a sciogliersi nel dialogo con il Signore. Voi potete dare testimonianza anche di questo? È vero che nei momenti di difficoltà poi forse è l'unica cosa che ci ha un po' unito, ecco, quello di ricordarci della preghiera, anche se non dire magari da noi tante parole nel momento della difficoltà, però dire semplicemente il Padre Nostro e avere momenti così di preghiera solo davanti al Signore, nei momenti che possiamo nell'adorazione eucaristica, facciamo settimanalmente, magari anche se siamo presenti insieme ma non parliamo, però è un momento che ci unisce, perché forse è Gesù che è insieme a noi. Cosa ti ha colpito di più della riflessione del Vescovo, che ha formulato un invito a riscoprire la grandezza del sacramento del matrimonio? Dunque non solo la capacità di risolvere i problemi o la capacità di stare insieme. No, e avere comunque sempre un appoggio in Gesù, e mi è piaciuto anche il riferimento alla comunità, e che il matrimonio cristiano comunque ha sempre questo riferimento all'appoggio, alla presenza di Gesù, però anche questo tessuto di comunità che dovrebbe comunque sempre sostenere. Nei momenti difficili, diceva il Vescovo, i nodi si sciolgono di fronte al Signore. Voi potete dare testimonianza di questo nella vostra vita coniugale? Sì, le fatiche ci sono, le difficoltà anche poi con il rapporto tra di noi, con i ragazzi, però sì, comunque sappiamo che abbiamo un punto di riferimento certo che nei momenti di fatica ci sostiene. Poi quando si parla di famiglia si parla sempre dei momenti di difficoltà. Il Vescovo sottolineava che il Signore porta la gioia nella famiglia. Difatti la giornata di oggi è anche un po' per riscoprire la gioia dello stare insieme come coppia, come famiglia, e mi ripeto come comunità, come tessuto di persone che provano gioia a stare insieme. Lorenzo, forse per gli uomini è più difficile la condivisione anche di fronte al Vangelo. Questa è una modalità inedita che però viene apprezzata oggi anche in questo momento, in questo raduno diocesano. Sì, forse l'uomo per sua natura è più orso, mi viene da dire, però credo che momenti che poi ti chiamino a tirar fuori qualcosa, credo che siano positivi, e anzi
mi viene da dire necessari. Dialogare in coppia parlando del Vangelo, nella vita di tutti i giorni sembra che non ci sia mai tempo, ma quanto è importante secondo te? Credo che in generale aprirsi a un qualcosa che viene da fuori possa solo che portare aiuto e nutrimento, quindi poi rifarsi al Vangelo credo che sia assolutamente positivo nella vita di tutti i giorni, anche se con tutte le cose ci sembra sempre di essere con l'acqua alla gola, ma trovare il momento poi forse ti dà quel respiro che ti permette di fare meglio il resto. Ora andiamo nella parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, che ha ospitato la Santa Messa trasmessa in diretta su Telepace. In particolare la celebrazione è stata nella prima domenica di Quaresima. È stata l'occasione per Telepace per incontrare i fedeli di questa comunità e anche per trasmettere in tutta la diocesi la celebrazione dell'Eucaristia da questa chiesa bellissima situata in un punto stupendo del nostro Golfo, ma che vive in un quartiere che da qualche anno sta perdendo sempre più frequentemente i suoi abitanti. Quelli che restano sono molto legati a questa chiesa. Il parroco Don Gian Emanuele Muratore in questa parrocchia, così come nelle altre comunità di Santa Margherita Ligure, ha avviato nella prima domenica di Quaresima il percorso quaresimale rivolto ai bambini. Vediamo. All'inizio del cammino di Quaresima, nella ferialità proprio della vita quotidiana di questa comunità, la Santa Messa è andata in diretta proprio dalla parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure. Quale connotazione assume per questa comunità questo cammino? Come vi trova sostanzialmente l'arrivo della Quaresima? Ma non lo so, ogni anno certamente il mercoledì delle ceneri, anche quest'anno, è stato molto partecipato. È come dire un po' così, nella normalità appunto della vita, è un richiamo forte che ci mette in movimento. Quest'anno appunto attraverso un po' il solito percorso che proponiamo ai bambini, il desiderio di risvegliare i nostri sensi, tutti e 5, perché la vita e la liturgia appunto siano vissute appieno. Questo è un po' il senso del cammino. Poi certo l'ordinarietà, insomma la fatica per alcuni anche del vivere, e comunque la banalità nella quale si può anche finire un po' a vivere risucchiano sempre, facilmente. Però insomma desideriamo che la liturgia sia quella fonte, no, che ci spinge appunto a vivere la settimana con una marcia in più. Lei diceva una cosa interessante, non è solo il momento delle piccole rinunce la Quaresima, è qualcosa di molto di più. Beh sì, Gesù nel deserto ci è stato spinto dallo Spirito, quindi è un'esperienza spirituale che vogliamo anche noi lasciare che lo Spirito ci faccia vivere. Quindi non sappiamo cosa sarà. Certo, la Chiesa indica anche alcune pratiche, no? Lo sappiamo, però non da vivere appunto come l'esecuzione di qualcosa di già saputo, ma come lo strumento affinché lo Spirito appunto possa agire e guidarci un po' dove vuole Lui. Questa è una comunità in un quartiere dove vive pochissima gente, però quella poca a messa ci viene, nel senso che ci sono tante persone legate alle tradizioni locali e a questa chiesa in particolare. Sì, sicuramente questa chiesa è molto sentita dalla popolazione del quartiere. Poi certamente qui, come penso un po' dovunque, la fedeltà all'Eucaristia domenicale non è sempre così forte. Certo oggi è l'inizio della Quaresima, penso anche alla presenza di Telepace, sono così incentivi. C'è la fede nelle persone, forse un po' è necessario aiutare le famiglie, no? Perché le giovani generazioni appunto ricevano davvero la fede, non semplicemente chiedano i sacramenti. Suor Silvia è arrivata in questa comunità parrocchiale da circa 6 mesi, fa la catechista. Che comunità ha trovato? Beh, una comunità abbastanza animata perché il parroco ci tiene ai suoi figli, diciamo, no? In questa parrocchia come i suoi, allora ci sono tanti impegni e allora anche io mi sto unendo a questo lavoro, no? Insieme, condiviso e collaborando nella parte del catechismo con i bambini e poi nella messa condividendo la parola di Dio con i bambini.
Ecco, voi nella parte della liturgia della parola portate i bambini qui accanto per approfondire con loro il senso delle letture. Che tipo di lavoro fate? Allora, approfondiamo la parola di Dio facendo arrivare in un modo magari un pochino diverso ai bambini, parlando un po' il suo linguaggio, gli esempi che loro possano capire anche e poi così nutrirsi già da piccoli, no? E crescere nella fede e nell'amore nella parola di Dio. Il cammino del catechismo è condiviso con la Basilica, un cammino di comunione che sta portando frutti in questa città. Sì, penso che quello che si semina e poi cresce e si vede, no? La partecipazione, poi anche i genitori vengono coinvolti in questa crescita nella fede dei suoi figli. Questo è un quartiere che negli anni ha subito un fortissimo spopolamento, però c'è un affetto per questa chiesa ancora molto forte. Sì, c'è un affetto che non solo riguarda le persone che abitano il quartiere, ma le persone anche che abitavano il quartiere, che sentono forte questo legame verso la comunità e la propria chiesa. E quali sono i momenti più sentiti della vita di questa comunità? I momenti più sentiti nella ferialità è ovvio la messa della domenica. Poi abbiamo durante l'anno certi momenti molto sentiti come la festa patronale della Madonna della Lettera a luglio e il 20 di giugno quando viene ricordata l'arrivo dal mare della statua della Madonna della Lettera nel 1783. Luigi Novarese è stato il fondatore dei Volontari della Sofferenza, un gruppo di persone che offrono volontariamente la malattia e il dolore per la salvezza del mondo. Un impegno alto e importante raccolto da numerosissime persone. Anche nella nostra diocesi sono presenti i Volontari della Sofferenza e così in questi giorni le stampelle del Beato Luigi Novarese sono state in pellegrinaggio in diversi luoghi del nostro territorio diocesano. Noi siamo stati al Centro Benedetto Acquarone. Luigi Novarese nacque il 29 luglio del 1914 a Casale Monferrato, in una famiglia di agricoltori. Ultimo di 9 figli, contrasse la tubercolosi ossea all'età di 9 anni. La madre si spese per le cure, sebbene i medici non dessero alcuna speranza al bambino, e lo affidò alla Vergine. Lo stesso Luigi scrisse poi al rettor maggiore dei Salesiani, affidandosi a Don Bosco e a Maria Ausiliatrice. E invece questo ragazzo, dopo 6 o 7 anni di sofferenze, in cui ha usato queste stampelle tutti i giorni, è guarito grazie a una novena fatta a Maria Ausiliatrice per l'intercessione di Don Bosco. Il 17 maggio del 1931, all'età di 17 anni, venne dimesso dall'ospedale, completamente guarito. Gli anni della malattia gli consentirono di discernere la sua vocazione, tanto che, dopo gli studi a Casale Monferrato e a Roma, venne ordinato sacerdote il 17 dicembre del 1938. L'esperienza della malattia, della sofferenza, del ricovero prolungato a Pietraligure in un nosocomio dedicato lo ha messo in attenzione per tutte le sofferenze e tutti i sofferenti. Si è interrogato a lungo, prima ha pensato di farsi medico per alleviare le sofferenze e in un tempo più maturo ha pensato di fare lo stesso diventando prete. Fondò la Lega Sacerdotale Mariana, diede avvio ai Volontari della Sofferenza e ai Silenziosi Operai della Croce, un'associazione impegnata a illuminare gli ammalati sul senso cristiano del dolore e a sostenerli attraverso opere assistenziali e di recupero professionale. Angela Meschi, volontaria della Sofferenza dal 1960, lo ha incontrato in 2 diverse occasioni. Zoppicava, io lo chiamavo l'uccellino zoppo, così scherzando. Però lui era severo, però sì, era bravo, ma quello che voleva, proprio severo. E certuno quasi non lo potevano vedere, ma poi hanno visto che scherzava così. E ci voleva bene a tutti, sì, ha fondato i Volontari della Sofferenza e anche
i sacerdoti ammalati che li porta a Lourdes tutti gli anni, che continua ad andarci. Ecco, era un grande amico di Don Antonio, no? I silenziosi operai della croce, diciamo, tutte le iniziative che ha fatto a favore dei malati e dei preti ammalati in particolare sono rimaste e oggi vengono continuate. Le stampelle che abbiamo qui sono anche il segno della grazia che ha avuto di guarire, anche se, come hai detto, è rimasto claudicante. Sì, erano appesi in un stanzino piccolo e c'era la Madonna del Silenzio lì, vicino alle stampelle, e sono sempre state lì appese così, e la gente andava sempre lì a pregare per darle queste stampelle lì così, perché si vedeva, non lo so, un miracolo forse, ma non lo so, vedendo le stampelle, poi vederlo lui che camminava, era bello vedere. Certo, e difatti lui come miracolo, perché allora era considerata inguaribile la tubercolosi ossea che aveva, per intercessione, dice, di Don Bosco, di Maria Ausiliatrice. Allora questa staffetta delle stampelle, chiamata staffetta della speranza, dà anche noi una speranza più spirituale che fisica. Noi chiediamo la guarigione del cuore prima ancora che del corpo. Sì, veramente sì, perché poi lui si raccomandava sempre di pregare, specialmente per i sacerdoti, e di chiedere anche alla Madonna la guarigione, perché diceva, i volontari della sofferenza non è che devono curarsi e chiedere la guarigione, lo devono fare, perché non è il nome inganna, sembra che vogliamo la sofferenza. Difatti certuni non ci vogliono iscriversi, perché dicono ma io non la voglio la sofferenza, ha un brutto nome perché sembra che vogliamo la sofferenza. Allora lui un giorno l'ha spiegato, che non è che vogliamo la sofferenza, l'accettiamo e la valorizziamo per il bene del mondo. La sua vita terrena terminò il 20 luglio del 1984. Il processo di beatificazione, iniziato il 17 settembre del 1989, si è concluso a Roma con la beatificazione nella Basilica di San Paolo fuori le mura l'11 maggio del 2013. È stato beatificato proprio per l'apostolato che ha svolto in mezzo ai malati e con un passaggio decisivo. Gli ammalati non solo come oggetto della compassione, della vicinanza, della bontà, del servizio della Chiesa, ma gli ammalati protagonisti, gli ammalati capaci di pregare, di offrire per la salvezza di tutte le persone, perché questo grande patrimonio della sofferenza diventi partecipazione alla croce di Cristo e diventi un prezioso dono di salvezza per tutta l'umanità. Le stampelle sono un segno che la malattia può essere vinta soprattutto dal di dentro, che la malattia può essere un dono, può essere una grazia vivendola col Signore Gesù, e possono allora davvero donare speranza a chi deve soffrire, ma anche a tutta l'umanità, perché dalla croce c'è la fecondità. Vediamo quali sono i principali appuntamenti in calendario per la visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini al territorio di Sturla e di Graveglia. Sabato 16 marzo alle 10:30 l'incontro con i ragazzi che frequentano il catechismo. L'appuntamento è a San Salvatore al villaggio del ragazzo. In particolare sono invitati i ragazzi che frequentano il catechismo negli ambiti di San Salvatore e di Graveglia. Nel pomeriggio a partire dalle 15:30 l'incontro con i ragazzi del catechismo all'asilo di Borzonasca e sempre a Borzonasca, ma alle 17 la Santa Messa di visita proprio per tutti i fedeli della comunità. A seguire Monsignor Alberto Tanasini sarà a disposizione per alcuni incontri personali. Domenica 17 marzo la Santa Messa inserita nell'ambito della visita pastorale nella chiesa parrocchiale di San Colombano di Vignale. Ricordiamo poi gli altri appuntamenti di carattere diocesano previsti per i prossimi giorni, iniziando come abbiamo detto da domenica
domenica alle 18, quando ci sarà la Santa Messa per la giornata diocesana dei ministeri e delle cantorie, che, lo ricordiamo, potrete seguire in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Un altro appuntamento sarà martedì 19 marzo a partire dalle 18:30, quando sarà celebrata la giornata diocesana dei lavoratori, un appuntamento a cui tutti sono invitati a partecipare. La liturgia, presieduta dal Vescovo, che avrà inizio, come abbiamo detto, alle 18:30, sarà animata dal coro diocesano dei lavoratori. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.